È stato un successo organizzativo e sportivo la 15ª edizione del Trofeo di Cross Nuragio Golio disputata domenica nell'Oasi Verde alla periferia di Nuoro. Una competizione ideata e organizzata dall'Atletica Amatori in collaborazione con l'Ente Foreste, l'AICS e il Comitato Provinciale della FIDAL. Sul primo gradino del podio in campo maschile si è piazzato Giovanni Secchi, pentatleta in forza alla Polisportiva Montecchi 2000, mentre tra le donne ha trionfato Maria Domenica Manchia della Runner Roschidi. Sono stati oltre 300 gli atleti che si sono presentati al via della competizione che ha assegnato anche il titolo provinciale individuale di cross. All'interno dello spazio verde i tecnici hanno tracciato i circuiti di lunghezza differente a seconda della categoria. La bella giornata e le temperature mite hanno consentito un perfetto svolgimento delle gare. Il vincitore dell'edizione 2015, Giovanni Secchi, ha preceduto sul traguardo Tiziano Melia dell'Atletica San Teodoro, mentre al terzo posto si è piazzato Giuseppe Cavallaro, portabandiera dell'Amatori Nuoro, che ha conquistato anche il titolo di campione provinciale di specialità. A seguire Mario Mocci della Podistica San Gavino, Lino Carta dell'Atletica Orani, Giordano Zucca della Calcaterra Sport. Al settimo posto Vladimir Ladu dell'Amatori. In campo femminile la Manchia, nonova nell'albo d'oro della corsa, ha preceduto la compagna di squadra Sara Meloni. Il terzo gradino del podio è andato a Patrizia Mereu dell'Atletica Delogu, laureatasi anche campionessa provinciale di categoria. Al quarto posto Maria Luis Freire della PA Olbia, al quinto posto la brasiliana Maria Nunes dos Santos della Delogu, seguita da Antonella Cao della Mattori. Molto combattute anche le gare giovanili, fucina di nuovi talenti. In definitiva un'altra bella edizione del Trofeo Nuragio Golio che si conferma una delle più suggestive gare della categoria cross.